Benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri. Il nostro pane quotidiano per una economia solidale e sostenibile è il libro che sarà presentato sabato 18 marzo alle 15:30 nella Sala Quadrivium di Genova. Interverrà Suor Alessandra Smerilli, segretaria del Pontificio Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. È il primo di 4 incontri che sono stati fortemente voluti a Genova per porre l'attenzione sul tema della dottrina sociale della Chiesa attraverso il Magistero di Papa Francesco. Su questo vediamo il servizio di presentazione. Sabato 18 marzo alla Sala Quadrivium il primo di 4 incontri organizzati dalla Diocesi, dal Lucid e dalla Libreria San Paolo sui temi di Economy of Francesco. Sì, è un'iniziativa fortemente voluta dal nostro arcivescovo, Monsignor Marco Tasca, per far conoscere in modo sempre più ampio il Magistero di Papa Francesco, proprio sulle tematiche sociali tanto care al Santo Padre. Inizieremo proprio sabato 18 marzo alle ore 15:30 presso la Sala Quadrivium con un incontro molto importante con Suor Alessandra Smerilli, segretario del Pontificio Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale. Verrà da Roma Suor Alessandra e proprio per presentare uno dei volumi di questa collana, Il mondo che vogliamo, ispirati da Francesco. Il titolo è Il nostro pane quotidiano per un'economia solidale e sostenibile. Come si svolgerà questo incontro? Chi saranno i relatori con Suor Alessandra? Introdurrà l'incontro il vicario generale della nostra arcidiocesi, Monsignor Marco Doldi, che è anche docente di teologia morale fondamentale e speciale presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, la sezione di Genova, e presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Liguria. Da anni è studioso Monsignor Doldi appunto di dottrina sociale della Chiesa, e abbiamo chiesto proprio a lui di introdurre sia la rassegna che vede impegnata appunto l'Arcidiocesi in questo progetto, sia proprio l'incontro con Suor Alessandra Smerilli. Ci sono altri 3 appuntamenti: il 25 marzo con Tecnologia per l'uomo, scritto da padre Paolo Benanti, che sarà a Genova. Poi ci sarà sabato 22 aprile Il lavoro che cambia con l'avvocato Caffiero, e si concluderà il 20 maggio con Fratellanza, virtù religiosa e politica di padre René Micallef. Esatto, l'idea è proprio quella di affrontare singolarmente le varie tematiche che riguardano le esigenze di questa nostra società che si evolve, che cambia in maniera sempre più veloce, e ospitare questi incontri con personalità di rilievo competenti, crediamo possa essere un modo per rendere molto agevole la comprensione del Magistero di Papa Francesco, e appunto in particolare lo studio, l'analisi delle tecnologie, quindi dello sviluppo del mondo digitale con padre Paolo Benanti, e poi appunto con l'avvocato Ciro Caffiero sulla tematica del lavoro, tanto importante per tutti evidentemente, ma tanto importante per la nostra città, per la nostra arcidiocesi, grazie alla tradizione dei cappellani del lavoro, che vedono appunto i nostri sacerdoti, pur impegnati con il lavoro pastorale in tante parrocchie, anche chiamati a portare l'annuncio del Vangelo e i sacramenti nelle nostre fabbriche, nei nostri uffici appunto dislocati in tutta la città. E concluderemo infine appunto con l'incontro con padre René Micallef, che è un gesuita, un sacerdote gesuita di origine maltese, che ha svolto il suo noviziato proprio qui a Genova, ed è stato anche allievo di padre Marco Tasca, all'epoca appunto docente di psicologia a Padova. Padre Micallef è docente alla Pontificia Università Gregoriana, e appunto ha introdotto questo concetto molto interessante, innovativo, appunto di fratellanza, una intesa proprio in senso di virtù sia religiosa sia politica. Questo proprio per spiegare
come ormai le categorie di cittadino e straniero debbano essere ripensate in senso più universale, proprio dinanzi al flusso migratorio inarrestabile e appunto sempre più progressivo. Cambiare anche il modo di intendere i rapporti umani può portare a evidenti miglioramenti a livello di giustizia sociale. Ora parliamo di un altro percorso di formazione che questa volta si svolge a Savona e inizierà il prossimo 15 di marzo. Ha riscosso un notevole successo sia a livello di informazioni che a livello di iscrizioni. Si chiama Oltre le mura, è un corso di formazione diocesano rivolto ad aspiranti volontari penitenziari, a tutti coloro che vogliono mettersi a servizio delle persone detenute e dei loro familiari. Il corso viene organizzato in memoria di Don Silvio Del Buono, sacerdote dalla grande attenzione evangelica ai poveri. Ma gli scopi dell'iniziativa sono anche la conoscenza dell'attuale realtà carceraria e la formazione poi di operatori disponibili proprio a svolgere questo servizio. Il corso è rivolto a persone interessate a prestare attività a sostegno dei detenuti, degli ex detenuti e delle loro famiglie, ad enti ed associazioni del terzo settore, alle parrocchie, ai movimenti ecclesiali, ai centri d'ascolto Caritas, ma anche ai docenti e al personale della scuola. 5 gli incontri che affronteranno questi temi: il significato e l'evoluzione della pena, l'esecuzione penale interna ed esterna al carcere, la messa alla prova, il volontariato penitenziario, il servizio di inclusione sociale. Ma su questo sentiamo l'intervista che abbiamo realizzato. Un corso di formazione per volontari penitenziari in una città dove il carcere non c'è. È la prima iniziativa del gruppo di lavoro Ultimi, costituito su spinta e desiderio del vescovo di Savona, Monsignor Gero Marino, che ha voluto dare seguito al lascito morale di Don Silvio Del Buono. Nel momento in cui è stata chiusa la casa circondariale di Savona, oramai nel 2015, è venuto a mancare tutto quel sostegno che i detenuti avevano, no, da parte di tutto il mondo del volontariato interno al carcere ed esterno, perché si erano costruiti negli anni anche dei rapporti col territorio. Nello stesso tempo però i detenuti ci sono, esistono, sono detenuti in altre strutture carcerarie che all'inizio erano su tutto il territorio della Liguria, poi per fortuna sono stati la maggior parte concentrati nella struttura di Marassi. E quando abbiamo pensato a ultimi abbiamo pensato proprio a questo, cioè non agli ultimi nella scala sociale, ecco, che non vorrebbe essere questo l'aggettivo, ma ultimi proprio perché sono stati completamente dimenticati, soprattutto da noi e dal territorio. Ci siamo incontrati noi volontari, io ex volontari, alcune volontarie come Sor Cesarina che è ancora volontaria del carcere e altre realtà come Sant'Egidio, San Vincenzo, Azione Cattolica, la Caritas di Savona, poi diciamo che abbiamo collaborato anche con l'ufficio scuola della diocesi, insomma si è creato un bel gruppo di lavoro e l'idea poi insomma come intervento iniziale abbiamo detto parliamo del carcere e abbiamo puntato sulla formazione. Di cosa hanno bisogno le persone detenute? C'è una parte di servizio eminentemente pratica, i volontari facilitano il rapporto con i familiari oppure possono intervenire per sbrigare commissioni o pratiche di natura burocratica, ma l'obiettivo del gruppo è anche più di lungo periodo. La nostra idea è intanto di parlare del carcere, proprio perché, ecco perché vogliamo anche fare il corso, vogliamo creare un gruppo di lavoro che però nella società, no, civile faccia di nuovo un po' entrare questa idea che esistono i detenuti e che magari nelle istituzioni, quindi pensiamo agli enti locali, a chi è preposto a questo, forse a spingere un po' verso la costruzione di questo nuovo carcere nella provincia di Savona. Uno scopo ulteriore è l'apertura di uno sportello SPIN che a Genova esiste ed è gestito dall'Ufficio per l'esecuzione penale esterna, uno sportello che possa contare sulla collaborazione di una rete cittadina per orientare le persone detenute ai servizi di inclusione presenti sul territorio e facilitare
facilitarne il reinserimento nella società. Noi pensiamo che in futuro, soprattutto con le modifiche che ci saranno in seguito alla legge Cartabia, potrebbe essere necessario sul territorio dare una mano agli uffici dell'UEPE per diciamo così, di tutte quelle attività che sono esterne al carcere, no? Quelle si chiamano, non so, la messa alla prova, la MAP, la gestione di tutte queste misure di questo tipo, o quelle misure alternative alla detenzione, che avranno bisogno, per esempio, non so, una persona avrà bisogno di avere una casa, di avere un posto dove risiede, magari di avere un lavoro. Il corso inizierà il 15 di marzo e affronterà diversi temi. Una prima fase, diciamo, proprio introduttiva a tutto quello che è il significato della pena, l'evoluzione della pena, come viene svolta l'esecuzione penale, quella interna, quindi dentro al carcere, quella esterna. Abbiamo invitato anche per esempio il questore di Savona, abbiamo invitato l'ex direttore del carcere di Imperia Sanremo e anche Savona, insomma ci siamo rivolti anche a dei magistrati. E quindi vorremmo far capire qual è, no, il mondo carcerario, che è molto diverso da quello che è una realtà quotidiana comune, cioè un mondo che ha le sue regole, che ha la sua struttura, e far capire come si vive anche, no, all'interno del carcere, e poi se ci sarà la possibilità anche della progettazione in carcere, della costruzione poi anche di un gruppo di volontari che magari possono poi andare in carcere per i colloqui con i detenuti. Ecco. La presenza dei volontari è determinante per il processo di accompagnamento delle persone detenute. Noi non abbiamo mai avuto problemi o difficoltà di relazione con i detenuti quando ci siamo trovati all'interno del carcere, no? A volte si pensa che può essere pericoloso, ma in realtà loro hanno un grandissimo rispetto dei volontari perché sono lì per aiutarli. Quindi, non so, si fanno spesso i colloqui, si aiutano anche, no, a muovere i primi passi all'interno di una struttura carceraria, cioè quello che è un rapporto più amicale, no? Magari rispetto alla polizia penitenziaria o a qualche altro operatore. Non so, per esempio, a volte li spingiamo, che ne so, a studiare, no? È capitato magari che abbiamo delle iniziative poi anche all'interno del carcere. Non so, a Savona noi avevamo iniziative che andavano dalla biblioteca all'attività sportiva, ai colloqui con i nuovi giunti, quindi appena entrava un detenuto si rivolgeva a noi perché magari aveva anche bisogno di cose fisiche, no? Magari il dentifricio, lo spazzolino, e poi ovviamente anche di un supporto morale. C'è anche l'aspetto, no? Poi come dire, legato alla fede oppure a un sostegno spirituale. È così intenso il rapporto che si crea all'interno di queste strutture, che poi sono luoghi di dolore, no? Luoghi dove ovviamente si incontra tanto dolore, e quindi viene a mancare lo stesso a noi volontari, ecco, il carcere. Ora andiamo a Tortona, vi mostriamo 3 servizi relativi alle iniziative che sono state organizzate in diocesi in occasione della conclusione delle celebrazioni per il 1900° anniversario del martirio di San Marziano, fondatore della diocesi. Ci sono state diverse iniziative, ve le raccontiamo in questi servizi.
Monsignor Vittorio Francesco Viola, segretario del Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti e fino al 2021 vescovo di Tortona, ha presieduto il solenne pontificale nella cattedrale di Santa Maria Assunta e San Lorenzo Martire. Con lui hanno concelebrato una decina di vescovi delle diocesi legate al culto di San Marziano, fra cui Monsignor Marco Tasca, arcivescovo metropolita di Genova. Monsignor Viola ha proposto una riflessione incentrata sul senso del martirio. Lui per questo ha dato la vita, perché arrivasse a noi la parola del Vangelo che ha in sé una forza che guarisce, che sana, che entra nel profondo della nostra esistenza, che ha qualcosa da fare dentro la nostra vita. L'essere spogliati della forza fisica, la fragilità e la precarietà manifestano in pienezza la grandezza e la potenza dell'avvenimento che ha investito l'esistenza di chi testimonia la buona notizia. È stata l'intuizione suggerita dal vescovo. Tutti coloro che sono mandati ad annunciare il Vangelo sono chiamati a fare questa esperienza. L'esperienza di chi è abitato da una potenza, direi quasi posseduto da una potenza che viene solo da Lui, che è una potenza d'amore, è il suo desiderio di raggiungere tutti con la possibilità che viene solo da Lui di essere salvati, di ristabilire quel disegno originario con il quale noi siamo stati pensati. Noi siamo stati pensati per Lui, per Lui. Allora, velocemente i nomi, perché sennò sembrano solo delle controfigure. Allora, lui è Simone della Sardegna, Mattia, Sardegna. poi abbiamo Tomasz della Slovacchia. Slovacchia, lontano da qui. In occasione dei festeggiamenti per San Marziano a Tortona si è tenuta la camminata delle famiglie con il vescovo Monsignor Guido Marini sui luoghi del santo fondatore della diocesi di Tortona. Quest'anno in particolare la camminata ha toccato i luoghi degli ordini religiosi per far incontrare ai bambini e alle bambine i frati e le suore presenti sul territorio. Oggi abbiamo la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, Ragazzi della scuola primaria, alzate la mano. Battetevi le mani che siete bravissimi, via. Monsignor Marini ha proposto una breve riflessione ai fedeli radunati per questa occasione, che è stata caratterizzata dalla leggerezza dello stare insieme e dalla bellezza di una mattina di fine inverno. Monsignor Marini ha raccontato una storia, facendosi aiutare proprio dai bambini per parlare poi ai più grandi e invitare tutti a non perdere di vista l'essenziale. Dobbiamo pensare sempre a che cosa davvero, di che cosa davvero i nostri bambini hanno bisogno. Chiediamo a San Marziano che aiuti tutti noi adulti a non perdere di vista i bisogni veri dei nostri bambini e dei nostri ragazzi. Le celebrazioni per il 1900° anniversario del martirio di San Marziano si sono concluse con la messa che il vescovo Guido Marini ha presieduto in cattedrale alla presenza delle confraternite della diocesi. La celebrazione eucaristica ha coronato la peregrinazio dell'immagine di San Marziano, fondatore della diocesi di Tortona, che è iniziata il 10 giugno del 2022 e ha toccato ogni vicariato del territorio diocesano, dalle valli Curone e Grue a Varzi, dalla Val Borbera al Genovesato, da Broni Stradella a Casteggio, da Novi Ligure a Voghera fino al vicariato padano e infine la Valle Scrivia e il vicariato di Tortona. Insomma, l'immagine del santo ha toccato ogni angolo del vasto territorio diocesano, con particolare riferimento alle parrocchie che venerano il santo o che ospitano riferimenti di culto speciali, grazie al lavoro di un comitato che ha organizzato e coordinato tutti i mesi della peregrinazio. Di fronte alle confraternite radunate, Monsignor Marini ha proposto una riflessione dedicata al significato del tempo di Quaresima e delle celebrazioni in onore del santo. Vivere per Gesù è il senso della vita ed è l'autentica salvezza della nostra vita. Ciò che abbiamo vissuto in queste giornate durante la peregrinazione
nazionale. Adesso, in questo tempo della Quaresima, siamo chiamati a viverlo con particolare intensità. Non omettiamo di annunciare il Vangelo, non nascondiamo la nostra fede, non temiamo di proclamare Gesù, l'unico vero Salvatore dell'uomo e del mondo. Torniamo a Savona, dove si celebra la solennità dell'apparizione di Nostra Signora della Misericordia. Sabato 11 marzo, a partire dalle 9:30, al Palazzo delle Azzarie, il convegno Il Concilio Vaticano II, il dono di Dio alla Chiesa e al mondo, con Don Massimo Epis, preside della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Seguirà la concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Geromarino. Venerdì 17 marzo, alle 20, il Rosario alla Cappelletta, la Fiaccolata e la veglia di preghiera. Sabato 18 marzo la processione votiva partirà alle 7, mentre alle 9:30 Monsignor Marco Tasca presiederà la Santa Messa. Terminiamo così il nostro appuntamento con Noi Chiesa, Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.